Federconsumatori e ATE Agrigento hanno deciso di discutere della possibilità del passaggio alla gestione pubblica del servizio idrico in provincia di Agrigento, durante un convegno svoltosi presso l'Aula Crescente del Polo Universitario di Agrigento. Una scelta dettata dalla considerazione che l'acqua è un bene comune, un diritto inviolabile che non può essere soggettabile a ragioni di mercato. Si passerà comunque a una nuova gestione, visto che il contratto con il precedente gestore è stato risoluto. Noi naturalmente spingiamo per la ripubblicizzazione del servizio, perché un po' ovunque dove c'è il servizio privato ha fallito, e poi perché siamo di un'idea e di un principio che sull'acqua non si può lucrare. L'acqua praticamente è un diritto alla vita, un diritto essenziale che deve essere fornito ai cittadini, e chi meglio di una società consortile pubblica lo può fare. Già all'interno dell'ATI si è discusso della nuova forma di gestione dopo la risoluzione della convenzione con Girgenti Acque. La nuova forma di gestione che è stata decisa in questo momento, sulla quale si sta lavorando, è una gestione pubblica, nella logica che l'acqua è un bene pubblico essenziale e la gestione di un bene pubblico essenziale non può che essere pubblica. Ovviamente la nuova forma di gestione si troverà tutto il patrimonio che già esiste, quindi le fonti, le reti, il know-how, quindi non è certamente partire da zero. La cosa su cui si sta lavorando è il piano d'ambito che già comunque abbiamo. Abbiamo anche come ATI accertato le fonti, un censimento delle fonti, per capire noi come ambito che autonomia abbiamo per limitare al massimo l'acquisto di acqua da Sicilia Acque, e quindi su questo verrà costruito una sorta di piano industriale che ci servirà per costruire la nuova forma di gestione. Il dato che purtroppo oggi abbiamo ad Agrigento è che dal mese di novembre del 2018 abbiamo una gestione commissariale che a oggi sembra non avere un tempo determinato, in quanto proprio abbiamo i nostri sindaci che discutono, si confrontano, vogliono capire, vogliono crescere, però intanto i cittadini pagano e hanno le proprie problematiche col servizio idrico, che un gestore in forte difficoltà commissariato, per quanto commissariato dallo Stato e oggi presente nella figura dello Stato, ha le sue difficoltà a dare risposte che invece dovrebbero arrivare dal lato che stenta ad approntarle. Nonostante in passato la scelta della privatizzazione sembrava essere la migliore soluzione ai deficit della gestione da parte di società pubbliche, molti comuni della provincia hanno resistito alla cessione privata, i quali oggi continuano a difendere la propria scelta dalle critiche espresse dalla stessa regione, che li avrebbe considerati dei fuorilegge. Noi non ci consideriamo assolutamente fuorilegge. Il Comune Santo Stefano Quisquina ha agito sempre secondo alcuni parametri che sono quelli della solidarietà e della legalità. All'indomani dell'impugnativa noi abbiamo inserito in una delibera del Consiglio Comunale il fatto che noi rientriamo nei 3 requisiti previsti dal collegato ambientale. La nostra acqua sgorga in delle sorgenti che rientrano nel Parco dei Monti Sicani, quindi in una riserva naturale. La nostra acqua quindi è un'acqua pregiata che rispetta alcuni requisiti, così come emerso in alcune analisi che già abbiamo effettuato, e poi d'altra parte il nostro sicuramente è un servizio che viene gestito in maniera efficace da un punto di vista economico, così come previsto in un piano che abbiamo approvato.